17enne violentata da un giovane marocchino che aveva conosciuto in discoteca a Jesolo, la violenza consumata nel parcheggio del locale, l'aggressore arrestato dai carabinieri. Anziana sorprende i ladri in casa a San Donà, i banditi la picchiano e se ne vanno senza rubare nulla, la donna finisce in ospedale, caccia i responsabili. Drogo devasta un magazzino deposito di materiale di scarto vicino ad un'abitazione di San Donà. Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte, evacuata la casa, analisi sulla qualità dell'aria. Shock alla festa degli auto a Vicenza, quindicenne cade dalla giostra a Seggiolini e si frattura il bacino, intervento della polizia locale, aperta un'inchiesta sull'accaduto. A 2 giorni dall'inizio della mostra del cinema si rafforzano le misure antiterrorismo, nasce una sala interforze della polizia per coordinare tutti i controlli. Non ce l'ha fatta a reggere i 35 gradi ieri pomeriggio, giovane arbitro trevigiano ha un malore durante la partita di Coppa Italia tra Borgorico e Vigontina, l'uomo soccorso, la partita rinviata. Miss Italia 2017, arrivate ieri a Jesolo le 214 ragazze che da tutta la penisola oggi e domani si contenderanno i 30 posti per la finale del 9 settembre. Buongiorno telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano il nuovo episodio di violenza sessuale che si è verificato in una località balneare. Dopo gli agghiaccianti fatti di Rimini, terribile a Jesolo la vicenda che ha avuto come vittima una minorenne del Veronese. Sentiamo i dettagli. Violentata nel parcheggio dal ragazzo conosciuto pochi minuti prima in discoteca. La vittima è una 17enne paraguayana residente in provincia di Verona che aveva deciso di passare il sabato sera al muretto di Jesolo, celebre tempio del divertimento del litorale. Sulla pista da ballo ha incontrato il suo aguzzino, un 25enne vicentino di origini marocchine, arrestato dai carabinieri per violenza sessuale. I due si sono scambiati qualche parola e hanno deciso di uscire insieme dal locale. Le telecamere di sorveglianza li ritraggono mentre passeggiano mano nella mano verso un'area appartata del parcheggio, intorno alle 2:30 di notte. Appena fuori vista il giovane ha abbandonato la sua maschera di gentilezza e costretto la terrorizzata minorenne a un rapporto sessuale, poi l'ha lasciata dov'era e si è allontanato. In stato di shock la vittima è riuscita a ritornare verso l'ingresso del locale e a ritrovare le sue amiche, alle quali ha raccontato l'accaduto tra le lacrime. A prestarle i primi soccorsi il personale sanitario in servizio all'interno della discoteca, la cui direzione ha chiamato l'ambulanza e poi i carabinieri che dalle testimonianze sono riusciti a identificare l'aggressore. Gli esami medici effettuati sulla ragazza all'ospedale di San Donà hanno confermato il suo terribile racconto. Il 25enne è stato arrestato il pomeriggio successivo. Indagini sono in corso per far luce sui particolari ancora poco chiari della vicenda. Brusco risveglio dal sonnellino pomeridiano per un'anziana di San Donà trovatasi improvvisamente di fronte a 2 malviventi che l'hanno malmenata nella sua abitazione. Sentiamo. Rapinatori sempre più spregiudicati a San Donà di Piave. Domenica in pieno giorno nella centrale via Petrarca si sono introdotti da una finestra nell'appartamento di un'anziana per rubare. La signora ottantenne al momento si trovava in casa e stava dormendo. Svegliata dai rumori si è trovata di fronte all'improvviso i 2 uomini che stavano rovistando nei suoi mobili alla ricerca di oggetti preziosi. Comprensibilmente spaventata ha cominciato a gridare. I malviventi le hanno afferrato il viso provando a tapparle la bocca, poi l'hanno scaraventata violentemente a terra e sono fuggiti. Nonostante lo shock, l'anziana non ha perso conoscenza e ha continuato a invocare aiuto fino all'intervento dei vicini che l'hanno soccorsa e accompagnata in ospedale. È stata medicata per alcuni ematomi e dimessa in giornata. La paura purtroppo le ha impedito di fornire una descrizione precisa degli aggressori. Indagano i carabinieri di San Donà. Nel frattempo a Jesolo continuano le indagini dei carabinieri per dare un volto ai banditi che la notte tra venerdì e sabato hanno assaltato la pizzeria-ristorante Atmosfera di via Bafile, picchiando il titolare e sequestrando lui e la famiglia. Per ore la moglie, la suocera, il figlio, al vaglio le telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso i malviventi in azione. I militari stanno anche ascoltando le testimonianze del personale del locale. Ed ora parliamo dei roghi, dei tanti roghi che sono divampati nelle ultime 24 ore in Veneto. 4 incendi che hanno distrutto case, magazzini, camion e boscaglia. Fiamme a San Donà, nel Veronese e a Pellestrina. Sentiamo.
Le fiamme altissime, una densa nube di fumo visibile a chilometri di distanza e la paura perché in breve l'incendio, partito da un capannone adibito a magazzino e ricovero attrezzi, si è esteso all'abitazione adiacente. È accaduto ieri sera in via Tabina Isiata di San Donà di Piave ed è stata una notte di gran lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti con 24 squadre e 13 automezzi da San Donà, Mestre e Motta di Livenza assieme ai volontari di Caorle. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte prima di riuscire a domare le fiamme. Timori anche di inquinamento. A scopo precauzionale l'amministrazione comunale ha invitato i residenti a chiudere le finestre. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio e verificare eventuali ripercussioni ambientali. Ed un violento incendio, probabilmente di origine dolosa, è divampato nella notte in una ditta di spedizioni in via dell'Artigianato a Costermano, nel Veronese. Le fiamme, partite da uno dei mezzi parcheggiati nell'azienda, si sono estese in breve ad altri 8 tir, quasi tutti carichi di merce. Sul posto i vigili del fuoco di Verona, supportati da quelli di Rovigo e Trento. I danni sono ingentissimi, in corso indagini per verificare la natura del rogo. Ed ancora fiamme a Cerea, nel Veronese, dove ieri, poco prima delle 14, ha preso fuoco un appartamento al 3° piano di un condominio. 2 persone sono rimaste ferite. Una donna, a causa delle gravi ustioni, è stata trasportata con l'elicottero del 118 al centro grandi ustionati di Padova. Da Verona a Venezia, perché nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Pellestrina per un vasto incendio di sterpaglie che ha interessato la zona di via Porto Secco. Timori per alcune abitazioni e roulotte limitrofe all'area del rogo lambite dalle fiamme. Sul posto 2 autopompe lagunari dei pompieri di Venezia, intervenuti a Pellestrina anche con l'elicottero per una ricognizione aerea della zona. E a proposito dei rischi ambientali relativi al primo incendio del quale vi abbiamo parlato nel servizio, quello scoppiato ieri sera a San Donà di Piave, sentiamo ora l'intervista all'assessore all'ambiente del comune di San Donà, Luca Marusso. Dal sopralluogo fortunatamente non si sono registrati danni a persone ma solo a cose, benché ingenti. Ringraziamo i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per sedare un incendio che si è dimostrato anche più ostico di quello che si immaginava. Già ieri sera è intervenuta l'Agenzia del Veneto per l'Ambiente, l'ARPAV, per fare i rilievi di rito e le misurazioni della qualità dell'aria e del terreno. Appena avremo i risultati li comunicheremo alla cittadinanza. È certamente sconsigliabile in via precauzionale mangiare prodotti ortofrutticoli nel raggio di 300-400 metri dal luogo dell'evento. Lo comunicheremo anche al comune di Eraclea che appunto dista poche decine di metri dal sito. Per il momento siamo in contatto anche con la ASL affinché siano adottate tutte quelle misure cautelative che l'emergenza ovviamente necessita. Scritte in arabo sono apparse all'esterno della Sala San Leonardo a Venezia, dove questa sera alle 18 è prevista l'assemblea del Consiglio di Municipalità voluta dal presidente Giovanni Andrea Martini sulle parole proferite dal sindaco Luigi Brugnaro al meeting di Comunione Liberazione di Rimini. Quel dibattuto "se qualcuno urla all'Akbar in piazza San Marco gli spariamo" che ha fatto il giro dei media nazionali. Le scritte in stampatello in arabo hanno imbrattato il muro della sala e i segni antistanti. Al momento sembra più una provocazione nei confronti del primo cittadino e le sue affermazioni che una minaccia vera e propria alla città. Ma a proposito di sicurezza, sono ore febbrili di preparativi in vista dell'apertura della mostra del cinema di Venezia. Questa mattina è stata presentata la nuova sala operativa Interforze che avrà il compito di coordinare tutti i controlli. Ci aggiorna in diretta al telefono Nicola Zanetti. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dicevi tu, sono davvero giorni febbrili e vi abbiamo raccontato anche già da sabato come Piazzale Roma, la porta della città di Venezia, sia già ormai pronta per la sicurezza antiterrorismo. Sabato la posa dei primi New Jersey blocchi in cemento, è stata ultimata la notte scorsa la posa degli ultimi New Jersey in cemento all'accesso di Piazzale Roma, quindi nell'ambito delle misure antiterrorismo, e stamane è arrivato anche un Lince, un autoblindo del reggimento Lagunari Serenissimo, un mezzo blindato che è stato posto all'ingresso del terminal automobilistico della città per evitare che vi possono essere attentati appunto come quello attuato a Barcellona, e quindi c'è questo autoblindo, come vediamo in queste immagini, che sta posizionato proprio all'ingresso con i soldati, quindi è solo
la prima delle tante misure straordinarie antiterrorismo. Come dicevi tu, ovviamente gli occhi sono tutti puntati non solo sulla Gata Storica, ma anche e soprattutto, visto che si parte mercoledì con la mostra del cinema e quindi le misure antiterrorismo sono rafforzatissime. Come sappiamo sarà una mostra del cinema super blindata con una task force di forze dell'ordine potenziata e come stavi dicendo tu, proprio in questi momenti sta per iniziare la presentazione di una sala tecnologica, una sala che verrà utilizzata dalla questura delle forze dell'ordine per coordinare tutti i controlli all'interno del perimetro della mostra del cinema, una sala con tantissimi monitor e novità appunto tecnologiche per non lasciare nulla al caso. Davvero in questi momenti sta iniziando la conferenza e quindi potremo dirvi tutti i dettagli di come sarà predisposto il controllo di sicurezza questa sera a partire dalle 18:30 per la TG del Veneto e poi per Venezia al TG delle 19. È tutto per adesso da Venezia, grazie e ti restituisco la linea. Grazie allora Nicola Zanetti. Noi ora andiamo a Vicenza perché è stato shock alla festa dei Ioto, una delle manifestazioni più note e più amate dai vicentini. Una ragazzina di 15 anni è caduta dalla giostra a seggiolini e si è fratturata il bacino e sulla caduta è stata aperta un'inchiesta. Ci aggiorna al telefono Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella. Sì, buongiorno da Vicenza, dove purtroppo si è registrato per il secondo anno consecutivo un incidente al Luna Park della tradizionale fiera degli Ioto a Campomarzo. L'altra sera verso le 23 una ragazzina di 15 anni è caduta dalla giostra a seggiolini, le classiche catene, cadendo si è fratturata il bacino. L'anno scorso era deragliato un vagone del treno fantasma provocando 2 feriti. La procura intanto ha disposto l'immediato sequestro della trazione e ha aperto un fascicolo di indagine per fare chiarezza sull'accaduto. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia municipale intervenuta sul posto, la giovane che risiede in città è salita sulla giostra assieme ad alcuni amici ed è schizzata dal seggiolino mentre il giro stava cominciando. Un volo di alcuni metri e poi il duro atterraggio sul terreno e tanta paura. I primi a soccorrere sono stati gli stessi amici che hanno anche chiamato poi l'ambulanza che l'ha trasportata al nosocomio di Vicenza del San Bortolo, dove è stato riscontrato appunto la ferita al bacino, cioè la rottura del bacino. Secondo le prime indagini della Polizia Municipale la giostra sarebbe in regola, non si sarebbero presentati né cedimenti né rotture. L'ipotesi a questo punto potrebbe essere che la barra di sicurezza non è stata chiusa correttamente, sporgendosi la quindicenne è caduta. Segnalato intanto il titolare della giostra che potrebbe essere indagato per lesioni. Da Vicenza è tutto, la linea può tornare allo studio. Ed ancora cronaca dal Bellunese, morso da una vipera durante un'escursione in montagna, grave un 21enne. Sentiamo. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Feltre per il morso di una vipera, è accaduto ieri mattina sul Monte Tomatico nel massiccio del Grappa. Protagonista un giovane escursionista di 21 anni di Quero Vas. Il ragazzo, che era impegnato in una camminata assieme ai familiari nei pressi di Malga Pradalona, quota 1300 metri nel territorio comunale di Seren del Grappa, è stato morso da una vipera ed ha avuto una reazione allergica con shock anafilattico. Subito la chiamata al 118, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è arrivato sul posto con medico ed infermiere che hanno prestato al giovane le prime cure. Poi il 21enne è stato trasportato a Feltre in gravi condizioni. I trattamenti sanitari sono però riusciti a scongiurare il peggio ed il giovane è in miglioramento. A Padova ora, dove le forze dell'ordine hanno sgominato una banda dedita ai furti in chiesa. Sentiamo. Scappati precipitosamente a bordo di una Punto Nera, inseguiti e quindi fermati dalle forze dell'ordine. La fuga di una banda che si era posta come obiettivo il saccheggio delle cassette delle offerte nella chiesa della Santissima Trinità a Padova si è conclusa con un arresto e 2 denunce. Il terzetto è stato sorpreso mentre armeggiava con le cassettine che custodiscono i soldi lasciati dai fedeli e costretto ad una fuga in realtà durata piuttosto poco. Se per 2 di loro è scattata la denuncia per furto aggravato, per un terzo, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio, sono scattate le manette. Non ce l'ha fatta a reggere gli oltre 35 gradi di ieri pomeriggio il giovane arbitro che, mentre dirigeva la partita di Coppa Italia tra Borgoricco e Vigontina, ha avuto un malore. L'arbitro è stato soccorso, la partita sospesa.
Non ce l'ha fatta a dirigere il secondo tempo ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, il giovane arbitro che domenica pomeriggio stava dirigendo la partita di Coppa Italia tra Borgorico e Vigontina. C'erano 35 gradi all'ombra a Borgorico alle 15:30. Il primo tempo scorre normalmente, i giocatori si confrontano sul campo di gioco, la terna arbitrale controlla. Anche il giovane arbitro, originario di Ponzano Veneto nel Trevigiano, non si risparmia. Passano i primi 45 minuti, le due squadre rientrano negli spogliatoi ma non faranno più ritorno in campo. Arrivato negli spogliatoi l'arbitro viene colto da malore e improvvisamente soccorso. Reidratato, rinfrescato, il giovane lentamente si riprende ma rimane sotto osservazione. Nel frattempo si cerca di capire come proseguire, ventilando anche l'ipotesi di chiamare un arbitro sostitutivo. Alla fine il giovane è stato accompagnato in ambulanza per ulteriori accertamenti all'ospedale di Campo San Piero. La partita, a caso piuttosto raro in serie dilettantistiche, sospesa, verrà recuperata mercoledì, questa volta alle 18. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, tra poco con la seconda parte del TG del Veneto. Prima edizione dei nostri telegiornali, rieccoci in diretta, andiamo ora a Treviso, in particolare al Parco dello Storga per vedere la singolare iniziativa che si è tenuta ieri, vediamo. Una denuncia non ha mai ucciso nessuno. Parte da questa considerazione l'intervento di ieri organizzato da Italia Nostra al Parco della Storga. Oltre 300 metri di percorso ripulito da una trentina di cittadini che hanno risposto all'appello via social del presidente Scarpa, un atto di disobbedienza civile del quale tutti erano perfettamente consapevoli. È vero, il lavoro per molti è un insulto, noi pensiamo invece che il lavoro nobiliti l'uomo. E infatti siamo venuti di domenica invece di andare a messa a fare questo intervento. È un intervento senza la vinca, lo sappiamo, ma d'altra parte sappiamo anche che ci sono molte cose che vengono fatte in questo territorio senza autorizzazioni. Noi siamo contro a chi opera al di fuori della legalità, salvo per motivi molto validi. Noi riteniamo che questo sia un motivo molto valido per una disobbedienza anche civile. Un intervento per ridare il parco ai cittadini, sottolinea Scarpa, con azioni solo sui percorsi, per limitare almeno qui la massiccia presenza di zecche. Ironicamente i cartelli segnalavano come la pulizia sarebbe stata fatta solo col pensiero. Una disobbedienza civile che a quanto pare continuerà. Siccome le persone vedo che sono volonterose e con dei messaggi SMS ho tirato su 30 persone, potrebbe essere che noi proseguiamo in questa attività. Io non dico tutte le settimane perché siamo volontari, ma diciamo che possiamo proseguire. Inevitabile in questa giornata la frecciatina a qualche politico. Buongiorno. Buongiorno. Ma non vale, bisogna fare gli spostamenti col pensiero, non con l'accetta. No, fa bene far movimento. Io invito a venire qua a far movimento anche qualche nostro politico. Gli fa bene, gli cala la pancia e anche l'appetito. Ed ora una notizia che ci arriva da Rovigo. Il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULS 5 ha ricevuto nei giorni scorsi dalla struttura malattie infettive di Rovigo la notifica di un ricovero per un caso umano di malattia da West Nile neuroinvasiva. Si tratta del primo caso su un paziente nel territorio del Delta del Po. L'uomo residente ad Adria, già dimesso, fortunatamente ora sta bene. Ed ora andiamo a Conegliano, dove il successo per i corsi di enologia richiede più classi. La soluzione trovata dal comune è in un'altra scuola, ma pare che non tutti i genitori siano d'accordo. Conegliano, città del vino e degli enologi di successo, almeno stando al numero di studenti che si iscrivono al Cerletti, con la speranza non solo di ottenere un diploma, ma anche di arrivare alla laurea in uno dei settori trainanti dell'economia della Marca. Del resto il Prosecco e il mare di filari che stanno ricoprendo tutta la provincia di Treviso e in genere il Triveneto indicano come il mestiere di enologo in cantina e non solo sarà ancora per molto un sicuro sbocco occupazionale. E lo dimostra la fame di aule che anche quest'anno hanno imposto all'Istituto Voluto dell'Ingegnere di Chiavenna, trapiantato a Conegliano, di chiedere aiuto al sindaco. Una delle soluzioni potrebbe essere di accogliere all'interno delle scuole medie Brustolon, che per noi sono una scuola di riferimento del territorio coneglianese, anche qualche aula della scuola enologica.
Ecco, di quanti studenti stiamo parlando che potrebbero trovare spazio qui al Brustolon? Ma si tratta di qualche classe di prima e probabilmente 3 o 4 classi. Decisamente un bel segnale di orientamento anche per le famiglie dei ragazzi che frequentano le medie e che in futuro potrebbero scegliere un percorso lavorativo di sicuro successo. E invece no, prospettata l'idea, già scattate, per ora limitate, le rimostranze. Mamme allarmate che i più giovani siano traviati dai ragazzi del Prosecco, con il sindaco subito rassicurante. Stiamo cercando di vedere insieme al dirigente scolastico dove ci sia meno commistione, non deve esserci commistione tra i due tipi di ragazzi. Sindaco che però sottolinea come in fondo questa non possa che essere una positiva contaminazione. Sicuramente avere vicino anche una scuola modello come l'enologia può essere un primo punto per cercare di far capire ai nostri ragazzi quale può essere il loro futuro. Prefinali di Miss Italia sono arrivate a Jesolo in 214 da tutta la penisola. Ieri la località balneare è stata invasa pacificamente dalle bellezze che si contenderanno tra oggi e domani un posto per la finale del 9 settembre prossimo. Una giuria tecnica valuterà le 214 ragazze in gara per arrivare ad una scelta definitiva. Vi ricordo ora l'appuntamento con la nostra rubrica, lo dico ad antenna, dedicata a voi telespettatori per cercare di darvi una mano nel risolvere problemi e disservizi. Quindi se c'è qualcosa che non va potete chiamare lo dico ad antenna segnalando quel che succede ai contatti che vedete in sovraimpressione. Per SMS e WhatsApp il numero è 351 1755 340, per la mail l'indirizzo è redazione @antenna3.it, mentre per la segreteria telefonica il numero è lo 0422 2308 98. Naturalmente saremo come sempre al vostro fianco per risolvere piccoli e grandi problemi. Vi ricordo come sempre l'appuntamento con l'approfondimento nella nostra prima serata, subito dopo i TG torna 20:10, ospiti in studio questa sera di Ferdinando Avarino, Alberto Villanova e Paolo Camolei. Si parlerà delle città blindate. È proprio tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est. Buon pomeriggio, il meteo. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Anticiclone Polifemo ancora più forte sul nostro paese, buono ovunque ma con qualche disturbo pomeridiano sui monti. Nel dettaglio sul Veneto sole splendente quasi ovunque, qualche addensamento come annunciato con locali temporali pomeridiani su Alpi del nord bellunese e del nord vicentino. Temperature massime comprese tra i 30 e i 36 gradi, minime attese invece tra i 19 e i 22 gradi circa, addirittura 23 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Locali temporali pomeridiani sui settori alpini, localmente anche prealpini. Bel tempo soleggiato e stabile invece altrove. Temperature massime previste tra i 32 e i 34 gradi, valori minimi previsti tra 21 e 23 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento e locali temporali sulle Alpi di confine. Temperature massime attese tra i 34 e i 36 gradi, minime previste tra 19 e 20 gradi circa. Il mare sarà calmo, localmente quasi calmo, nel Golfo di Trieste i venti moderati e settentrionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.